Continuiamo la nostra storia, diciamo per così dire, delle istituzioni, tenendo presente sempre la questione cruciale, cioè questa presenza di papi, imperatori, eh, vescovi, arcivescovi, patriarchi nella principesca contea. E abbiamo così analizzato in maniera, ci tenevo in particolare, proprio per questa figura importante e cardine della nostra storia che è Carlo Michele d'Attems, e quindi ci tenevo a fare questa serie di lezioni proprio sulla prima fase dell'arcidiocesi di Gorizia nata sulle ceneri del patriarcato. Pertanto adesso continuo su questa linea, e tornando una parte, a un inizio della storia di Attems. Abbiamo visto la prima visita apostolica, iniziata appunto appena insediato come vicario apostolico e poi come primo arcivescovo, e poi abbiamo visto anche cosa è scaturito dagli scritti, dalla corposa presenza documentaria proprio di queste lettere, che poi il corpus di queste lettere ha dato vita alla visita pastorale, corpus che era indirizzato al Sommo Pontefice, e poi era scaturito in quello che era il grande primo sinodo diocesano del 1768. E mi interessava ora soffermarmi su un periodo iniziale del suo pontificato, e cioè nei primi anni, perché vi dicevo che questo è il suo viaggiare e visitare il territorio complesso territorio della nostra arcidiocesi, e lo vide toccare proprio tutti i paesi, tutte le realtà. E allora vi avevo anticipato che mi piaceva ricordare due passaggi alla fortezza di Gradisca. E uno fu proprio la visita alla città, la prima visita che lui fece alla città nel 1753, e poi un altro, forse oggi non riuscirò a completare il discorso, ma mi riprometto di tornarci sopra, e un'altra visita pochi mesi dopo, però non di Attems, ma di una cosa che era legata al suo pontificato, e cioè al rientro delle reliquie da Aquileia a Gorizia, nella famosa divisione del patrimonio, anche appunto del patrimonio cosiddetto sacro, del Thesaurus Ecclesiae, che venne indirizzato una parte a Gorizia e un'altra parte a Udine. E mi piace ricordare questa sua visita e questo avvenimento importante legato al Thesaurus Ecclesiae proprio attraverso dei documenti originali che sono le fondamentali cronache della Chiesa del Santissimo Salvatore, e prima e dopo di Santissimi Pietro e Paolo, e poi di nuovo del Santissimo Salvatore, che si trova in Gradisca. E lo voglio fare proprio oggi, 11 febbraio, perché voi direte perché? Perché esattamente 10 anni fa mi ritrovavo a iniziare il grande lavoro di riordino dell'archivio parrocchiale di Gradisca. Avevamo cominciato alla fine dell'anno 2010 con tutte le documentazioni necessarie per procedere, quindi con la visita della sovrintendenza, eccetera, e poi abbiamo iniziato i lavori proprio l'11 febbraio del 2011, e sono passati 10 anni. Fu un lavoro molto lungo, ci siamo stati diversi anni a lavorare, con grandi soddisfazioni anche. Proprio in questo 2011, pochi mesi dopo, il 10 di luglio, ho fatto una riscoperta, non dico scoperta, ma una riscoperta, e cioè ho ritrovato il terzo libro delle cronache di Gradisca. Perché, come dico sempre, la casa nasconde ma non ruba, così anche l'archivio nasconde ma non ruba. E si diceva nella storia gradiscana, almeno dalla fine degli anni 60, che questo libro delle cronache era andato perduto.
forse anche era andato distrutto, ma si era perse le tracce. E tante volte invece le carte sono proprio davanti agli occhi, e infatti nella suddivisione iniziale, che già era stato un lavoro ciclopico, perché dovete pensare che abbiamo dovuto dividere le documentazioni, gli scritti, dalla biblioteca. Quindi fisicamente abbiamo spostato tutto, e divise, numerate le scatole in due modi differenti, e poi però per sicurezza avevo ripassato tutte le scatole anche della biblioteca, affinché non ci trovassimo di fronte ad aver dimenticato dei documenti che magari erano rimasti nelle scatole. E allora in questa fase piuttosto lunga, perché c'erano decine e decine di scatole di libri e decine di scatole di carte, e passando proprio in rassegna scatola per scatola, quel 10 luglio mi era capitato in mano una serie di libri piuttosto similari a delle enciclopedie ottocentesche, e in mezzo a queste documentazioni, questi libri, c'era un documento a tutti gli effetti importantissimo, e cioè le dimenticate o perdute cronache gradiscane, terzo libro. Io ero rimasto sorpreso dalla, diciamo, anche fortuna che mi capitò tra le mani, e il libro, questo manoscritto, era enorme, ed è enorme, svariate centinaia di carte rilegate su pergamena, e, ed era completamente, analizzava, per così dire, un periodo storico fondamentale per il nostro territorio, e cioè il terzo libro delle cronache andava dal 1748 al 1759. Quindi degli anni straordinariamente importanti per la storia della nostra arcidiocesi, del nostro territorio, proprio gli anni della fine della soppressione del patriarcato e della nascita della arcidiocesi di Gorizia, con le conseguenze, tutta una serie di conseguenti situazioni molto interessanti, non ultima appunto proprio la prima visita di Carlo Michele d'Atems a Gradisca, e anche il grande rientro delle reliquie da Aquileia verso Gorizia e da Aquileia verso Udine, e quindi viene raccontata la fermata notturna, pomeriggio, notte e poi la mattina, a Gradisca. Quindi delle documentazioni di straordinaria importanza, e scritte. Le cronache hanno questa particolarità di essere state redatte per tutto un periodo molto lungo, dal cronista e storico cittadino di Gradisca, Francesco Antonio Moretti, che era sacrestano, cronista e sacerdote, e il quale aveva iniziato il primo libro delle cronache negli anni 40 anni 30-40 del Settecento. E il primo libro delle cronache, proprio il primo, racconta tutta la storia della fortezza. È un libro corposo, anche questo ha svariate centinaia di pagine, e lui racconta nella prima parte tutta la storia di Gradisca, naturalmente a modo suo, con le annotazioni e le conoscenze dell'epoca, dal Medioevo, addirittura dai Romani, fino al momento in cui incomincia la scrittura. Il secondo libro, anche un corposo volume, che racconta solo 4 anni, tra l'altro, 5 dai, della vita gradiscana, dal 1740, dal 1744 al 1748. Quindi una fase molto breve, ma con centinaia di pagine per ogni anno. Il cronista racconta tutto nei minimi dettagli, fino allo sfinimento quasi del lettore, che sa cosa accade ogni giorno di tutto l'anno, principalmente nella chiesa di Gradisca. Quindi sono raccontate tutte le celebrazioni, tutti gli eventi, e una cosa molto interessante, si sa anche tutti i particolari riguardi, ad esempio riguardanti il canto liturgico, gli organisti, la corale, i
coloro i quali erano i sacerdoti presenti, quanti sacerdoti c'erano, chi celebrava, cosa diceva, tutto insomma nel dettaglio. E poi sono raccontate anche le storie della vita di Gradisca e anche qualche annotazione più larga inerente magari all'Europa, cioè se nasceva il discendente al trono, un figlio dell'imperatore, eccetera, si raccontavano tutti gli avvenimenti e tutto ciò che si svolgeva in Gradisca durante quella determinata giornata, quel determinato evento. Siccome il terzo libro delle cronache era mancante da numerosi decenni e tutte le pubblicazioni che voi ritrovate degli ultimi almeno 30 anni, ritroverete che si fa riferimento ai libri delle cronache di Gradisca e c'è questo sostanziale errore, e cioè si dice ci sono il primo e il secondo libro delle cronache, il terzo è perduto e il quarto che parte dal 1774 e quindi si dice il terzo libro delle cronache va dal 1749 al 1773 perché per diciamo esperienza così empiricamente si pensava che il terzo libro delle cronache contenesse anche gli avvenimenti accaduti in Gradisca proprio tra la fine del secondo libro e l'inizio del quarto libro, quindi 1749, diciamo 1773. Invece il terzo libro delle cronache si ferma al 1759. Resta ancora un mistero, un dubbio sugli anni 1760, diciamo 1773, perché poi il quarto libro riprende dal 1774 e il quarto libro non è redatto dal Moretti, dal cronista, ma è redatto direttamente dal parroco, che era il barone Baselli, Giuseppe Sigisfredo Baselli, di una nobile e nota famiglia gradiscana che aveva dato anche illustri componenti facenti parte del capitanato provinciale, eccetera, quindi erano tutta una serie di personaggi di un certo livello. Lui rimase quasi 40 anni parroco e prima di lui suo zio Carlo Mattia de Baselli era stato per altri 40 anni parroco, quindi nella stessa famiglia c'erano circa 80 anni e governarono la parte ecclesiastica della città di Gradisca. Quindi nelle pubblicazioni degli ultimi 30-40 anni troverete spessissimo citato il terzo volume delle cronache nel quale si dicono ci sarà scritto questo, ci sarà scritto l'altro. Qualcuno aveva negli anni 50 trascritto qualche passaggio di quel libro, qui l'aveva visto, l'aveva letto in qualche parte e c'è sempre scritto il terzo libro delle cronache va dal 1749 al 1773, invece non è così. La prima cosa che notai quando tirai fuori questo corposo volume era che si fermava al 1759, quindi rimane il dubbio, noi non sappiamo esattamente cosa accadde, di ben 13 anni, anche questi molto importanti, della storia gradiscana senza l'annotazione delle cronache. Un altro particolare che mi interessa sottolinearvi è che in quel terzo libro delle cronache c'è un'altra situazione molto interessante che abbiamo visto così molto rapidamente nelle lezioni precedenti, e cioè c'è anche la pagina dedicata alla fine dello Stato gradiscano, che avvenne proprio nel giugno del 1754. Infatti, se voi ricordate bene, quando all'Attems, era una delle lezioni che avevo fatto tempo fa, quando all'Attems viene dato il territorio dell'arcidiocesi di Gorizia, si dice che determinati città, tipo Aquileia, stavano nello Stato gradiscano. Infatti, e questa è una cosa che non avevo precisato all'epoca per anche ragioni di tempo, se no sarei dovuto entrare in vari altri dettagli, infatti lo Stato gradiscano così com'era rimase in vita fino al 1754, anche se la famiglia feudale dei principi di Eggenberg si era estinta, se ricordate come vi avevo detto, nel 1717. L'Austria non volle
sciogliere lo Stato gradiscano e ne mantenne la forma con una luogotenenza. Soltanto nel 1754 ci fu la riunificazione delle due contee di Gorizia e Gradisca e quindi nacque la principesca o principiata contea di Gorizia e Gradisca. E infatti la questione nevralgica era che dopo le guerre gradiscane e il grande indebitamento che aveva subito lo Stato austriaco, nel 1747 l'imperatore vendette alla famiglia Eggenberg, che poté così sedersi alla dieta imperiale, lo Stato gradiscano con tutta una serie di città, con tutta una serie naturalmente di prescrizioni, non ultima quella legata al fatto che nel momento in cui sarebbe finita la dinastia mascolina, ciò che era degli Eggenberg sarebbe tornato agli Asburgo. Così fu nel 1717, ma formalmente lo Stato gradiscano rimase in piedi fino al 1754. Ed è importantissimo il terzo libro delle cronache proprio perché riporta anche questo fatto della fine dello Stato gradiscano. E il Moretti, che aveva sempre un tono molto come dire, sagace, sarcastico e anche molto forte contro i goriziani in particolare, scrive in maniera molto forte la sua disapprovazione, la disapprovazione dei gradiscani per questo fatto e per questa fine del loro Stato in quanto tale, con dieta, capitano provinciale, eccetera. Quindi all'interno del terzo libro delle cronache mi interessava segnalarvi queste cose. Si trovano tutta questa serie di importanti racconti, naturalmente letti con gli occhi del Moretti, quindi letti con gli occhi di uno che era particolarmente legato al suo territorio, alla sua città, e quindi anche da questo punto di vista dobbiamo tenere sempre presente la questione, ma molto importanti per la storia del nostro territorio. Da un lato possiamo dire le cronache delle Orsoline per la città di Gorizia sono uno spaccato importantissimo dalla fine del Seicento, dall'altra, oltre naturalmente alle cronache dei Gesuiti di Gorizia fino al 1776, sono uno spaccato, però sono in lingua latina e sono un corpus monumentale, e dall'altra parte le cronache gradiscane sono un altro spaccato fondamentale della nostra storia, che raccontano con gli occhi di colui quale vede le cose e le trascrive e le segna, anche in maniera eccessiva, sovrabbondante, per quantità di pagine e di particolari che vengono raccontati. L'altra cosa interessante è da sottolineare questo buco che nasce proprio negli anni 60 del Settecento, nel quale non si comprende perché il Moretti non ha continuato la scrittura, o forse l'ha continuata e il libro magari è andato perso, forse c'era un altro effettivamente libro del Moretti che continuò a scrivere, oppure il trasferimento del Moretti in altra sede e bloccò proprio il racconto in sé e viene ripreso in mano successivamente dal parroco. Certamente il Moretti morì nel 1782, quindi molti anni dopo il terzo libro delle cronache, quindi parliamo di 20 anni dopo. Quindi resta questo qua, a meno che negli archivi, come sempre, non si riescano a trovare ulteriori spunti e ulteriori tracce della presenza del Moretti. Vi dicevo, tornando al racconto di Carlo Michele d'Atems, che questo terzo libro delle cronache è narrato con dovizia di particolari tutta la preparazione e la visita in sé della prima visita di Carlo Michele d'Atems alla città fortificata. E scrive il Moretti: avendo poi Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Carlo Michele d'Atems, primo arcivescovo di Gorizia, determinato di dar principio alla visita di tutto questo inclito stato gradiscano,
appunto nella corrente Quaresima, e perciò come parrocchia principale del medesimo cotesta graziarla prima d'ogni altra di sua rivereta presenza. Quindi l'Attems, per accordarsi sulla visita, chiede che ci sia un comitato in pratica che si presenti anche da lui per procedere a organizzare la visita pastorale. L'annuncio della visita avvenne apposto affisso alla porta della chiesa il 18 febbraio 1753, quindi siamo nella settimana dell'anniversario. E il Moretti scrive che lui e alcuni altri rappresentanti della parrocchia presero la strada e andarono dall'arcivescovo. Quindi c'erano il servita padre Giovanni Paolo Baselli e il padre Zuan Antonio Fabris. Naturalmente, come vi dicevo, il Moretti non usa mai mezzi termini per descrivere le situazioni e le persone, e dice che lui va a Gorizia con questi altri due insieme al parroco, ma soprattutto che questi serviti con tutto che nemici in causis ecclesiarum. In pratica i serviti trovavano sempre un sistema per diciamo, mettere i bastoni tra le ruote alle attività della parrocchia, o meglio, questo lo diceva il Moretti. Quindi quello che faceva la parrocchia era sempre perfetto, quello che facevano i serviti era sempre sbagliato, e infatti si raccontano nelle cronache di queste processioni che si incrociavano per Gradisca nello stesso giorno, alla stessa ora, con i fedeli che si guardavano malamente l'un con l'altro, i sacerdoti pure. Insomma, queste sono tutta una serie di vicende che vedevano questi serviti essere dei nemici feroci della parrocchia, e il Moretti assolutamente li descrive sempre malissimo. E allora dice: a questi munì li due corrente e mi portai con dessi in Gorizia, e colà arrivato, benché tardi, cioè alle ore 11:30, innanzi mezzogiorno, subito procurai di presentarmi a Sua Eccellenza Reverendissima, per sentirne da lui stesso l'oracolo in tal faccenda. Perciò, portatomi dai suoi curiali, affine potesi scoprire se sia in tempo, ed arrivato colà subito ebbi l'invito. E il Moretti, vedete, nelle sue descrizioni è sempre molto così ampolloso. Solo per dire di essere stato accettato in udienza dall'Attems, dice: sono arrivato alle 11:30 prima del mezzogiorno, mi sono portato dai curiali chiedendogli se ero per tempo, e loro sono andati a vedere l'arcivescovo, disse di sì, e racconta tutto nel dettaglissimo. E benché non m'avesse ancora veduto, di restarne con esso, invita l'arcivescovo, il Moretti e gli altri al pranzo, e ben volentieri accettai, per così averne più comoda occasione di conferire con esso lui ciò che occorreva. Carlo Michele d'Attems comunicò a tutti i convenuti dalla città di Gradisca che nel pomeriggio di sabato 10 marzo, accompagnato dal vicario generale Supancic, Pietro Supancic, e dal suo segretario particolare Don Paolo Parcar, due camerieri, il suo cameriere personale, due cappellani e due altri servitori, sarebbero giunti nella città fortificata di Gradisca. Il Moretti non andava d'accordo neanche con il segretario di Attems, tanto è vero che avrà delle parole assolutamente molto pesanti contro di lui, soprattutto da rientro delle reliquie da Aquileia a Gorizia. Non gli aveva fatto una gran buona impressione. Venne poi stabilito che quando l'Attems sarebbe entrato nella chiesa di Gradisca, si cantasse, così scrivono le
cronache, il Te Deum ed inni nel dimani canterebbero messa e farebbero tutte le funzioni occorribili in chiesa negli 3 giorni che costì si trattinerebbe. E poi, preso dal poco tempo che c'era e dai grandi lavori che avrebbe visto partecipare la città la parrocchia prima di tutto e la popolazione di Gradisca, eccetera, tutti gli inservienti, quindi i grandi lavori che si dovevano compiere, il Moretti incomincia subito nella sua attività frenetica di preparazione dell'evento straordinario, perché in Gradisca non c'era la presenza di un arcivescovo, e poi in questo caso del primo arcivescovo di Gorizia da secoli, il patriarca non era mai stato, e quindi sarebbe stato un evento eclatante per importanza, storicità e tutto. Quindi la prima cosa che il Moretti vuole preparare fu l'addobbo della chiesa. Nella formalità appunto che sol farsi nei giorni più solenni, con tutti i damaschi vecchi e nuovi, palme, piramidi, biancheria, tutta festiva, prima classis, e netta per gli altari. Ciò fatto, levati i 4 banchi vicino all'altare della Beata Vergine, in linea retta sotto il muro verso l'altare di San Nicolò, e fatti portare sotto la loggia pubblica in loro luogo. Si trasportò il banco maggiore del pubblico collocato a corno Evangeli, e sotto il pulpito e là si innalzò il trono solenne con farsi una scalinata di ben 3 comodi gradini. Quindi addirittura il trono con il baldacchino per l'Attens, quindi spostarono tutti i banchi della chiesa per far posto a questo grande trionfale trono con baldacchino. Il trono venne posto al di sopra di 3 grandi gradini coperti da un gran tappeto turchesco che ci fu imprestato dall'illustrissima casa turiana. Altra annotazione che fa sempre il Moretti è tutti i prestiti che la Palazzo Toriani, che sarebbe il palazzo attaccato alla chiesa, che adesso è sede del municipio, faceva alla parrocchia. Quindi per ogni loro evenienza il palazzo dei Toriani, che poi era la famiglia della Torre, che anche lì è interessante perché questi della Torre erano stati, facevano parte della grande nobiltà locale e furono anche luogotenenti della città. Non ultimo c'è la grande tomba appunto della Torre nella vuota, nella chiesa parrocchiale. E il Moretti chiede continuamente aiuto alla casa turiana, scrive lui, cioè della Torre, che doveva essere stracolma di suppellettili. Probabilmente, come dice la professoressa Masaudan, questi della Torre non si sa se risiedevano veramente nella città di Gradisca o se erano presenti soltanto in certi periodi dell'anno o negli anni potevano presentarsi un paio di volte. E pertanto per questa ragione anche nelle cronache c'è un continuo rimando alle cose che conteneva questa casa, questo palazzo, e che venivano chieste in prestito e utilizzate dalla parrocchia, perché probabilmente la famiglia non risiedeva effettivamente nel palazzo, era un palazzo che veniva abitato soltanto in determinate occasioni o appuntamenti. E anche questo qua si parlava a suo tempo con la professoressa Masaudan, che era una delle cose che meriterebbe uno studio, cioè effettivamente quanto le famiglie patrizie gradiscane risiedevano effettivamente nella città di Gradisca, e i della Torre sono uno di questi esempi. Allora scrive il Moretti appunto che chiede all'illustrissima casa turiana con assieme un altro più piccolo che servì per coprire la medesima verso la porta della chiesa. Sopra il più alto scalino vi si pose una ben sontuosa cadrega, il termine bellissimo, tutta lavorata di fino ricamato d'oro, argento, setta, sì nello schienale, che al sedere come
belle storie e il fondo della medesima dorato a oro, zecchino e lapis lazzoli. Finalmente questa è una di quelle della camera noviziale chiamata di casa turiana, così pure a latere di questo, cioè a destris un altro trono e a sinistris nel secondo scalino, però due consimili cadreghini che servir dovevano per i due assistenti diaconi. Ecco, capite che è tutto descritto nel dettaglio del dettaglio. Poi il Moretti, per tutte le grandi occasioni della città, era solito fare baldacchini e grandi insegne a ricordo dell'evento. E uno di questi suoi, diciamo, una di queste sue maggiori divertimenti, se possiamo dire così, era quello di realizzare dei cronografici, e cioè con dei giochi di parole in lingua latina e facendo una scrittura maiuscola, ma le lettere che venivano segnate in nero ed erano più maiuscole delle altre, sommandone il valore dei numeri romani, si trovava l'anno in cui erano state realizzate. Non so se mi sono spiegato. C'è ad esempio la parola, una parola che tiene la lettera M, la M, non so, millesimo ad esempio, e la M più maiuscola della illesimo, e quella M valeva 1000, perché naturalmente nelle lettere romane, le lettere romane hanno un valore numerico. Quindi se voi sommate le lettere più maiuscole delle altre, sapete l'anno in cui venivano realizzate. E così ad esempio realizza un baldacchino, sontuoso baldacchino, e vi si pose sopra il seguente corografico in galante cartello. E qua il corografico dice archiepiscopo Dattems Glorie, e le lettere maiuscole maggiori erano la C, la I, la D, la M, la L e la I, e se voi sommate viene 1753. Quindi erano questi giochetti che lui amava fare sempre in tutte le grandi occasioni che gli si prospettavano durante l'anno. Essendo poi vicino a detto trono il pulpito, quegli stesso si coperse tutto con uno stratto di setta, di ricamo a fiori e figure, al vivo di vaghissima veduta che fu imprestato da casa turiana nuovamente, sopra cui esposto un corono distico con 2 elegie latine che auguravano al prelato un cappello cardinalizio. Quindi nel cronografico si fa questo augurio all'Attems, scritto un sonetto di cui gli si augura di diventare prima o poi cardinale. E poi ci sono un'altra cosa che deve essere una cosa immensa e trionfale, e poi c'era sui 2 lati di tal cartello 2 angeli, uno in atto di levargli dal capo la mitria e l'altro in atto di porgli detto cappello cardinalizio sulla testa. Cioè tutti questi piccoli preparativi per questa visita trionfale. Quindi non solo il trono, non solo il baldacchino, ma si prepara anche l'arco trionfale con cartellame di foglie che, vendosi nella sommità ad unire, vi sostenevano in un quadretto con sua cornice dorata e dovata l'arma dipinta, cioè lo stemma dell'Attems, a chiaro e scuro di sua eccellenza reverendissima. Dalle voluche poi di dette cartelle vi discendevano i festoni dall'oro, con a scenderne ancora diversi fasci dello stesso ben ordinati. Sotto l'accennata arma vi era posto un cartello che portava anche qui un altro corografico che addirittura dava l'anno, il mese e il giorno in cui lui passava sotto questo arco trionfale. Veni dilecte presul, visita oves istas tibi nunc creditas, illas sancte virtutis signo illustra.
E poi continua con un altro conografico che, sommate le lettere maiuscole, dava l'elezione di Attems ad arcivescovo di Gorizia, quindi 1752, e portava poi il giorno in cui si presentava alla città di Gradisca. Nella sagaccia del Moretti si precisa anche un'altra cosa, e cioè questi terribili serviti che facevano di tutto per porsi contro le decisioni, le intenzioni della parrocchia, non presero parte all'accoglienza dell'arcivescovo. Tutto che invitati cortesemente, adducendo in scusa che questi non è ingresso, poiché già lo fu fatto nella principale, cioè in Gorizia, ma solo visita. Questa era la scusa che addussero i serviti. Questo non era mica l'ingresso dell'arcivescovo che prendeva il trono della diocesi, era solo la sua venuta a Gradisca per una visita. Quindi che senso aveva fare l'accoglienza in quella maniera? E onde non siamo tenuti a comparire. Certo è che s'avrebbero scusato bene se Gradisca non fosse la principale città d'altro stato. Ecco la precisazione. Infatti siamo ancora nel 1753 e, come vi dicevo prima, Gradisca era ancora stato autonomo. Quindi lui in pratica diceva che non era secondaria questa visita, era in fondo l'ingresso a tutti gli effetti della prima città di un altro stato facente parte dell'arcidiocesi di Gorizia. E quindi dice: se Gradisca non fosse la principale città d'altro stato, di quello sia Gorizia, benché quella metropoli, e questa no, e se il cerimoniale episcopolo non facesse appunto tal menzione, cioè che quando il vescovo o arcivescovo va la prima volta in altro stato in visita, tutti ancora gli regolari devono andare ad incontrarlo. Quindi sbagliano i serviti a non partecipare all'evento, perché per diritto canonico, dice il Moretti, è giusto, visto che è la prima visita ad un altro stato di un arcivescovo, partecipino anche loro a questa accoglienza, e quindi fanno un atto molto grave a non parteciparvi. Continua il Moretti: l'accoglienza dell'arcivescovo. Disposta e ordinata ogni cosa come sopra, stavasi attendendo il 10 di marzo, corrente, l'arrivo della cennata eccellenza reverendissima, e perciò circa l'ore 4 si portarono a nome di cotesta illustrissima deputazione ad incontrarlo sino al filatoio in calesse 3 gentiluomini, cioè l'illustrissimo Pietro de Portis, Sigismondo Filippusi e Giacomo Alesso, cameraro della veneranda chiesa, tutta nobiltà patriziato cittadino. Si è decisa quindi di accogliere l'arcivescovo nei pressi dell'Anconetta di San Giovanni Nepomuceno, Anconetta che esiste ancora oggi e che si trova, se avete presente Gradisca, al Mulin Vecchio praticamente, entrando in città sulla sinistra. Quindi dice poi cosa che diede nell'occhio e di sustare occasione anche a più prudenti, poiché avendo in parrocchia di Stanza di Cola una sua chiesola filiale, cioè Santo Spirito. Quindi il Moretti dice che era meglio accoglierlo proprio alle porte della città di Gradisca. Alle 5:30 l'accennato prelato in calesse, arrivato alla porta della città, vi smontò e, tra tanto mandati ad avvisare quelli di dentro, cioè il parroco con il clero, vi uscirono processionalmente, e il prelato, in questo mentre portatosi tutto il mentovato padiglione e prima fatta una piccola preghiera sopra gli accennato cuscino che loro avevano portato fuori, eccetera, vi si portò a vestirsi
in Capamagna e Rocchetto. E quindi con tutta la processione del clero, come per cerimoniale, dice, quindi con Pluviale l'arcivescovo, con la croce d'argento in mano, che emigraziarono i domenicani di Fara, con assai numeroso clero, poiché tutto il gradiscano incotta processionalmente con tutte e tre le confraternite, con le loro insegne e cappellani ed assai numeroso popolo e nobiltà, tutti in processione con il nuovo arcivescovo, entrano nella fortezza. Vi si presentò, quindi tutti questi al prelato, e questi presentatasi dal parroco detto, baciò la croce, indi portossi in ordinanza la processione per ritornare in Gradisca ed ivi condurlo in la parrocchiale. Vi precedeva il nostro conferame, sopra cui vi era posto un gran cartello con il corografico Ave Sacerdos, Ave Pontifex, Ac Virtutum, Ave Opifex. E sempre le lettere del gioco che amava il Moretti, di questi cronografici, riportano la somma delle lettere l'anno in cui l'Attems arriva e fa visita alla città di Gradisca. Quindi con tutta solennità entra nella fortezza. Nell'entrare in fortezza, tutta la milizia, che era assai numerosa e duplicata, gli presentò l'armi, e per ogni finestra, sia da una parte che dall'altra per la contrada che conduce alla parrocchiale, erasi li suoi stratti, chi di damasco, chi d'altra qualità, in segno d'abbellimento e d'allegrezza. Qui tutte le finestre erano addobbate a festa della città per l'ingresso e la visita dell'arcivescovo. Pervenuti alla parrocchiale, innanzi la porta vi si preparò un altro stratto con sopra il suo cuscino, ove il prelato, posto l'incenso nel turibolo, vi incensò divotamente il crocifisso. Indi, preso dalle mani del parroco l'aspersorio con l'acqua benedetta, asperse prima se stesso e poi tutti i circostanti. Capite che è raccontato ogni minimo dettaglio. Pare di vedere ciò che sta accadendo. Il Moretti dice racconta tutto, non lascia assolutamente nulla, naturalmente aggiungendo anche le sue pensieri, le sue critiche su chi non fa quello che lui decide che deve essere fatto. L'ingresso nel Duomo. Subito entrò in chiesa, dove fu ricevuto a suono di organo e trombe e tamburi. Ecco, tutto, anche i tamburi, o probabilmente dei timpani. E anche qui è interessante perché è uno dei rari posti, la città di Gradisca, con queste cronache, dove noi riusciamo a ricostruire in modo abbastanza verosimile, non dico esatto, però verosimile, la storia, ad esempio, della coralità del canto sacro, perché è una di quelle materie che nel nostro territorio ha avuto una sua tradizione particolare, con tutta una serie di sfaccettature diverse a seconda dei posti in cui noi ci troviamo. Cioè, ad esempio, per essere chiari, nella zona ad esempio di Grado o della zona del mare, ma anche nella zona di montagna, c'era il canto patriarchino, che è la prima forma, per così dire, di canto popolare, che è un canto che trova il suo fondamento nel gregoriano, ma poi ha una sua evoluzione propria. Era il canto del popolo, e ancora adesso ci sono degli strascichi in alcuni luoghi, come a Grado, Marano Lagunare o in Carnia, ad esempio. Ed era propriamente la prima forma di canto generale dell'assemblea. Negli altri posti la questione era chi era deputato al canto, perché adesso noi negli anni, negli ultimi 50 anni, 60 anni, diciamo, hanno avuto grande espansione e adesso sono nella crisi più completa le corali. Bene, ma all'epoca, nel
1700 chi accompagnava il canto da chiesa? Come funzionava? Sono delle domande interessanti. Non abbiamo molti documenti e molto spunto, soprattutto per i nostri paesi, per il nostro territorio. Certo, in altre parti della penisola o del mondo c'erano le cappelle ancora, i cori. Beh, a Trieste, per non dire, ci sono 500 anni di storia, c'è la cappella di San Giusto, ma le grandi cattedrali avevano i loro compositori, le loro cappelle con i cantori, con i loro statuti, con le loro paghe. Ma da noi come funzionava? Effettivamente è una domanda che mi sono sempre posto, e le cronache di Gradisca ci danno un aiuto molto importante, e infatti leggendo qua e là si coglie che ad un certo momento il canto era dei professionisti, se vogliamo dire così, cioè degli ecclesiastici che sapevano cantare e sapevano il gregoriano, ma ad esempio a Gradisca, che era una città abbastanza grande, c'era l'organista titolare prendeva proprio sede con concorso e doveva fare tot composizioni all'anno, oltre, quindi proprio come nelle cappelle, messe e motetti, eccetera, o composizioni organistiche, e doveva accompagnare tutta una serie di celebrazioni, e questa è una cosa che ritorna. Ma il coro in quanto tale, quando ha inizio? Quando c'è l'embrione di questa presenza della corale, se vogliamo chiamarla così, che non era prettamente solo di ecclesiastici, ma di uomini che potevano cantare anche insieme agli ecclesiastici. Ebbene, nelle cronache di Gradisca scopriamo che intorno al 1740 c'è un gruppo di persone, di uomini, che è presente in determinate festività. E lui chiama, il Moretti le chiama questi dilettanti, quindi che per diletto cantavano al Divino Ufficio. E credo che lì ci sia l'embrione di quello che poi è la tradizione corale, ed è difficile da trovare in altri posti delle documentazioni scritte così antiche che dicono ad un certo momento c'è un gruppetto che nasce e diventa, non ci sono né nomi né niente, però poi nel tempo scopriamo nei registri, cassa eccetera, che anche i cantori venivano pagati, anche l'organista, che quello invece aveva una storia molto antica, era stipendiato a tutti gli effetti con un contratto, eccetera, eccetera, però questi dilettanti sono coloro i quali iniziarono la tradizione corale, se vogliamo. È interessante perché ci dà una data, cioè intorno al 1740 nasce questa cosa in Gradisca, quindi probabilmente nelle grandi città iniziava a farsi avanti questo tipo di situazione. A Gradisca poi il Moretti chiamava sempre gli strumenti a suonare insieme all'organo, e li chiamava da Cormonso, da Gorizia, dove si trovava che cosa? La scuola, l'istituto, diciamo così, di musica, perché c'era il teatro di società, chiamiamolo così, l'opera, già fin dal 1735, quindi c'erano i musici, c'erano coloro i quali suonavano i violini, e quindi lui spesso chiamava queste persone, le pagava per accompagnare determinate celebrazioni. E qui nel giorno in cui entrate ci sono addirittura i tamburi, cioè probabilmente i timpani. Sì, diciamo che leggendo queste cronache ci sono tanti spunti, tante cose che andrebbero studiate e approfondite. Anche spesso vengono raccontate le situazioni meteorologiche della città di Gradisca o del Goriziano in certi giorni, o presenti determinati passaggi sono delle cose molto interessanti e anche uniche, che ci danno lo spaccato anche da questo punto di vista. Dopo le orazioni e i salmi, l'arcivescovo baciò l'altare, posto una delle nostre carieghe sulla predella dell'altare con i Vangeli, vi fece un breve discorso dispositivo alla visita, e questi finito subito portosi a sedere nel suo preparato trono, ove principiando da reverendo signor Pievano, tutti i reverendi sacerdoti e chierici, Iusta Gradus et Ordinem, uno dopo l'altro, si portarono riverentemente a prestargli omaggio e baciargli l'anello, il che terminato, dato
a tutti la santa benedizione, per la parte della sacrestia si portò all'appartamento di sua abitazione del palazzo Turiano, quindi lui andò ad alloggiare nel palazzo della Torre che è lì attaccato, come vi dicevo, dove venivano prestati tanti oggetti, e ove si portarono a maggior parte della nobiltà e militari ad inchinarlo. Quindi viene dato anche l'omaggio del clero e poi delle autorità civili e militari. La prima funzione solenne avvenne domenica 11 marzo 1753 alle ore 8:30 del mattino venne celebrata la prima funzione. Dati poi i tre segni, per la messa solenne, circa l'ore 8:30, si portò subito alla chiesa Sua Eccellenza Reverendissima e fatta la solita preparazione, il fadisterio, e tra tanto vestitisi in sacrestia il signor parroco Pievano Concotta e Pluviale e i due assistenti diaconi, in tulicelle e violazze, i due altri diaconi e suddiacono in planetta applicate, oltre un numeroso clero in cotta e 4 ordinari, tutti con le loro cotte per i candelieri turibolo. Uscirono con bell'ordine, tutti di sacrestia, fatta la conveniente genuflessione al sacramento e reverenza al prelato, si posero tutti in buon ordine, ognuno al loro posto. Così pure il prelato portosi al trono e là principiò ad appararsi per la messa. E dice poi che in coro intanto suonavansi l'organo. Terminata tal visitazione, posta la mitria e preso il pastorale, si incamminò verso l'altare per dar principio alla messa solenne, onde dato da me il segnale ai coristi, subito a piena musica principiarono. Ma qua siamo già nel 1753 e probabilmente c'è già il coro che canta, perché lo dice. Durante la solenne celebrazione, il segretario dell'arcivescovo Don Ottavio Paolo Parcar invitò al presbiterio e alcuni ordini secondo il loro grado, ordinandi secondo il loro grado. E qua fa i nomi di quelli che dovevano essere accolti appunto negli ordini religiosi, e c'è tutta una serie che venne eseguita proprio durante questa visita pastorale. La celebrazione, proprio per anche questa accoglienza nell'ordine dei serviti e di altri ordini religiosi, di tutte queste ulteriori persone dei quali viene elencato il nome, tutti i nomi sono elencati dal Moretti: Rainerius Merzophenis, dei Cappuccini, che deve fare la prima tonsura, al suddiaconato ordine Martinus de Stoffendorf, Carinziano, eccetera, eccetera. Quindi devono fare tutti questi riti. Ebbene, questa celebrazione durò quasi 3 ore. Alle 11:20 si concluse. E poi uscì, finita tutta questa grande prima celebrazione, ci fu in Duomo la predica del padre Cappuccino, che terminò ben dopo il mezzogiorno. Quindi, terminata la celebrazione, ci fu anche l'omelia, la predica da questo padre Cappuccino. Quindi praticamente tutta la mattina la passarono in Duomo. Un altro particolare che viene raccontato nella visita, e cioè è che l'arcivescovo volle portare il viatico a un moribondo personalmente. E qua dice: chiamarono per l'olio santo, per Niccolò Pontel, fa anche il nome della persona, un cognome tra l'altro che è delle nostre parti proprio. Onde mi portai ad avvisare il parroco che sedeva presso il prelato, e ciò, intesosi dal prelato, volesse egli solo portarne tal sacramento. Ma prima, considerando che se fosse in stato sarebbe bene portargli anche il Santissimo Viatico, perciò ne andai io solo a vedere, e trovato che sì, denunziai al prelato, e subito si esibì egli solo di portarlo. Pertanto, preparato il tutto, con sontuosissimo accompagnamento, fosse che dopo vi gradisca non vi fu il compagno
per la moltitudine del popolo e numeroso clero in cotta che l'accompagnavano, gli fu portato l'accennato Santissimo Viatico. Quindi il prelato, accompagnato da tutto il clero, dal popolo, eccetera, su due ali di folla, porta personalmente il viatico e impartisce la benedizione apostolica al moribondo, cosa che non era mai accaduta in Gradisca. E naturalmente il Moretti scrive in maniera trionfale questo evento, che è una cosa unica e mai più irripetibile, naturalmente. Non solo, nella visita pastorale cosa avviene sempre? Vengono impartite le cresime. Ebbene, ciò fatto, il prelato principiò a cresimare, assistito oltre i due suoi cappellani da numeroso clero, ed in particolare dagli due assistenti, don Giacomo Wasserman e don Franco Vecchi, l'uno con spurgare l'unzione col bambagio e purificatorio dei cresimandi. In pratica quel giorno si cresimarono 220 bambini e ragazzi che erano rimasti indietro da qualche decennio della cresima. Quindi cresimò buona parte della giornata. Pensate voi che cose incredibili per gli occhi di oggi. E poi la visita pastorale nel secondo giorno è dedicata proprio alla visita della parrocchia, con la visita delle famiglie, con la visita anche agli ammalati, con la visita agli armadi parrocchiali, quindi a ai registri, eccetera, che poi sarebbero stati annotati dai convisitatori, e il Moretti, per far vedere quanto lui era bravo a tenere i paramenti, le suppellettili, cosa fa? Fa vedere all'Attems tutto l'apparato liturgico che era in possesso della parrocchia di Gradisca, e quindi fa su da una colonna all'altra, lega dei lunghi nastri, e sopra questi nastri pone pianete, piviali, biancheria, e insomma tutto il giorno lavora per far vedere quanto bello è l'apparato liturgico della chiesa di Gradisca. E qua si perde in righe, raccontando nel dettaglio tutto ciò che loro avevano in possesso. Ed a un certo momento c'è l'incontro dell'Attems che sta rientrando dalla visita ed entra in chiesa e vede il Moretti tutto impegnato nella preparazione di queste suppellettili, e fa finta di non vederlo per non praticamente rimetterlo in difficoltà, perché lo poi vedrà solennemente quando tutto sarà pronto. E il Moretti è tutto orgoglioso che il vescovo ha avuto tanta sensibilità verso di lui. Quindi sì, sono anche questi aneddoti così simpatici raccontati, insomma, con questa ironia che sottostà al Moretti. E questo insomma era nel giorno clou, diciamo nel secondo giorno della visita. E poi naturalmente l'ultimo giorno è la partenza del prelato, che avviene come per l'inizio, quindi dopo la messa, circa le ore 5, montato in calesse innanzi detto palazzo ed accompagnato da diversi nostri sacerdoti, pure con calesse si portò alla visita nella villa di Farra, quindi partì da Gradisca, e sin tanto che non fu fuori dalle porte della fortezza non cessò il suono di tutte le campane che l'avevano accompagnato all'ingresso e che l'avevano accompagnato al termine della sua visita. Quindi capite la solennità di tali giornate per la città di Gradisca. Avete da chiedere qualcosa? Così vi ho fatto sorridere un po' con la vita di ogni giorno gradiscana. Lei, Conte di Mariano, cosa dice? No, bene, tutto, una piccola parte avevamo già sentito, e adesso era più preciso, più completa. Sì. No, ma bene. Sì, avevamo fatto anni fa, credo, avevo letto alcuni passaggi, sì, della visita, insomma, era interessante. Allora, la prossima volta vi racconterò invece delle reliquie di rientro, sempre tramite le cronache. Vi faccio vedere in anteprima, questa è l'omelia che l'Attems, e dopo proprio concludo,
l'Attems fece per la traslazione delle reliquie e venne pubblicata, vedete, omilia, caro, venne pubblicata dalla tipografia Tommasini di Gorizia nel 1756 ed è in pratica l'omelia che lui fece quando le reliquie furono definitivamente traslate nell'ultima sede, cioè nella cattedrale goriziana dalla Basilica di Aquileia. Bene, vi ringrazio.